Quando la natura e gli elementi si ribellano all'ordine delle cose e sconvolgono l'opera dell'uomo, la paura e l'angoscia prendono il sopravvento. Impressionanti le immagini della furia del vento e della tempesta che si è abbattuta con estrema violenza sulla montagna veneta, tra le vallate dolomitiche del Bellunese e i boschi dell'altopiano di Asiago. Una gara di solidarietà per portare aiuto alla popolazione colpita, ma anche una grande dimostrazione di orgoglio e di tenacia da parte dei veneti, che hanno dato prova ancora una volta di voler risollevarsi e ripartire a tempo di record, per essere pronti all'avvio della stagione turistica invernale. Anche le banche di credito cooperativo hanno fatto e faranno la loro parte. I veneti hanno dimostrato fin da subito forte reattività, come sempre in queste occasioni, e abbiamo visto il territorio risollevarsi in modo importante fin da subito. E quindi condivido lo slogan che sta usando il nostro governatore: questo è il Veneto che in pochi giorni è riuscito a dimostrare quanto sono abili, quanto sono capaci. Le nostre BCC si sono messe subito a disposizione del nostro territorio per supportare le comunità che hanno subito i danni e le famiglie, con varie iniziative a tutti i livelli. Questo sta a dimostrare che le BCC sono presenti e sono presenti per tutti i nostri concittadini. Beneficenza, ma anche raccolte fondi per essere vicini al territorio e per promuovere la cultura della solidarietà. Le BCC operative, con i loro sportelli nelle zone colpite anche da allagamenti e da grandi disservizi, hanno emesso plafond dedicati alla sistemazione e alla ricostruzione, destinando condizioni agevolate a privati, famiglie, imprese, enti pubblici. Sono state sospese le rate dei mutui e si è finanziata la ripresa della normale attività, soprattutto di quella legata al turismo e all'accoglienza. Questa tragedia ci ha insegnato anche che il popolo veneto e il popolo bellunese è un popolo unito e quindi il ringraziamento da parte della Regione Veneto per tutti coloro che si sono messi insieme, che hanno fatto squadra, che hanno lavorato per ripristinare, ma che soprattutto che hanno raccolto le risorse sul territorio da donare ai territori colpiti. Questo è l'aspetto più importante che noi volevamo sottolineare, che ci permette di un rilancio delle Dolomiti, dell'economia montana, ripensando anche a quello che è un turismo sostenibile con un rispetto ambientale, ma che ci dà la possibilità comunque di continuare a far volare la nostra economia turistica. Colgo l'occasione per fare i nostri migliori auguri da parte di tutte le BCC venete e di questa federazione alle nostre comunità, ai nostri soci, che sono tantissimi, ma anche a tutti i nostri cittadini veneti che si avvalgono delle nostre BCC, soprattutto a chi è stato colpito dal maltempo, quindi tanti auguri a tutti.